Non il solito post con una foto o un video divertente, questa volta sui social il canale l'influencer del quartiere del Piave da migliaia di follower ha voluto raccontare se stesso e fare coming out. A volte la sorpresa non è dentro l'uovo ma vederlo rotto, scrive Nicola Canal, raccontando delle rotture, delle crepe a cui lui stesso fin da ragazzo ha cercato di porre rimedio tentando, scrive, di diventare da grande famoso e ben voluto. Desideravo solamente che più persone potessero complimentarsi con me, con i miei amici e con la mia famiglia per farmi perdonare la mia omosessualità. E prosegue: per arrivare a capire che non c'era nulla di cui farsi perdonare mi c'è voluto tanto, troppo tempo. Per compiacere il prossimo ho indossato così tante maschere fin dall'adolescenza da farle diventare parte di me. La recitazione, scrive ancora, come mezzo per rendere più facile l'accesso al cuore di persone che si sarebbero chiuse conoscendo una parte di me per loro scomoda. Finalmente oggi mi è chiaro però che prima di compiacere gli altri vorrei piacere a me stesso. E il post ha raccolto in poche ore migliaia di mi piace e messaggi di sostegno e apprezzamento per il coraggio e la franchezza.